Sì, le aspettative sono positive, le aspettative delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Treviso sono positive in vista della fine dell'anno. La riduzione, il progressivo rallentamento dell'inflazione probabilmente gioca a favore di queste aspettative, e anche in qualche modo la capacità delle imprese di guardare al futuro pensando, diciamo, alle soluzioni che hanno messo in campo quest'anno e che per più di un verso sono rivelate positive. Va bene il turismo a Treviso, vanno bene le imprese dei servizi, e in qualche modo sono riusciti a costruire un territorio anche in qualche modo interessante da visitare. L'ha dimostrato il focus che abbiamo condotto in questo trimestre per quanto riguarda gli eventi e le iniziative turistiche. Oltre il 76% delle imprese del commercio al dettaglio e del turismo hanno una clientela sia italiana che straniera, questo è un fatto molto importante. Tutte in qualche modo ritengono che gli eventi e le iniziative che si svolgono nel proprio territorio hanno un impatto determinante per quanto riguarda l'aumento del numero dei clienti e l'aumento dei ricavi. Oltre un'impresa su 5 la pensa in questo modo, e poi c'è la ricaduta sociale del territorio che gli eventi e le iniziative rappresentano. Ecco, questo in qualche modo è l'idea che gli imprenditori si sono fatti dell'importanza e della centralità degli eventi per il proprio territorio.